La collana strappata con veemenza mentre la signora è inginocchiata a pregare. Il fotogramma, ripreso dalle telecamere della chiesa di Santa Lucia a Padova, incastra il rapinatore seriale responsabile di almeno 3 aggressioni in pochi giorni. La polizia ha arrestato il 32enne tunisino. Lunedì mattina l'uomo ha sorpreso alle spalle una signora che stava pregando nella chiesetta in pieno centro e con un gesto fulmineo le ha strappato la collana del valore di 4.000 euro. Quando i poliziotti hanno visto la scena ripresa dalle telecamere si sono resi conto che la rapina era simile ad un'altra avvenuta nei giorni precedenti. Il 18 giugno, infatti, un ragazzino di 16 anni era stato aggredito in via del Livello, sempre in centro storico. Il minorenne aveva raccontato di essere stato avvicinato da un nordafricano che gli aveva strappato la collanina e gli aveva spruzzato contro dello spray urticante. Lunedì mattina, invece, dopo il colpo in chiesa, il tunisino aveva cercato di rubare una collana ad una settantenne che stava passeggiando in via Giordano Bruno. La donna per poco non soffocava perché la collana non si rompeva. Così il tunisino l'ha scaraventata a terra e le ha rubato un bracciale. I poliziotti, identificato lo straniero, già noto per precedenti simili, hanno iniziato dei controlli e in piazza Salvemini lo hanno sorpreso insieme ad un gruppo di nordafricani. Mentre lo stavano controllando, il tunisino ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni e spruzzando anche in questo caso lo spray urticante. Alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per le rapine commesse in strada e in chiesa. Individuato anche il compro-oro a cui aveva venduto le collane rubate.